Una giornata importante per parlare di una cultura spesso bistrattata, il mais. Di una cultura agricola spesso bistrattata, ma per il Veneto qualcosa in più, è una cultura, la polenta, il mais in Veneto è molto di più di una cultura agricola e oggi abbiamo capito una cosa che abbiamo scoperto oggi: non è vero che è idroesigente, non è vero che è una cultura idrovora, molto bene. Quindi fa bene parlarne, è importante parlarne, vuol dire che c'è molta ignoranza, fra parentesi, nel capire questa cosa, bisogna che ne parliamo di più, quindi ben venga questo lavoro che facciamo assieme fra Ambi Veneto, associazioni di categoria, Ambi Nazionale, Ministero e anche chi di questa parte ci lavora, quindi i consorzi agrari, il mondo delle produzioni, per far capire che non è così vero quello che si dice in giro, cioè che il mais è una cultura idroesigente. Ecco, invece è molto importante tenere in ordine, conservare il modo in cui l'acqua viene erogata, viene gestita. È indubbio che la modalità e le modalità in cui si distribuiscono l'acqua è fondamentale. Però anche su questo versante si può dire tutto tranne che i consorzi di bonifica veneti e italiani non fanno la loro parte. Basti pensare in un caso singolare per tutti, i rifremi. Il rifreme è uno strumento che in Veneto ormai è adottato nel PSR Veneto, per cui è estremamente importante, ci consente di risparmiare acqua attraverso un software importantissimo che quindi è la modernità. Quindi consorzi nati 600 anni fa attraverso un'azione volontaria nel territorio diventano moderni, anzi i più moderni possibili, quindi la modernità dei consorzi di bonifica è appunto che questo, rimanere al passo con i tempi rispetto alle situazioni che evolvono. Ecco, spieghiamo meglio di che cosa si tratta, che cosa fa questo software. Allora, questo software non è altro che un collegamento tra un satellite e il territorio che in base alla piovosità, all'umidità del terreno ti dà un consiglio irriguo. Questo consiglio irriguo ti consente di risparmiare acqua da una parte, ma consente soprattutto agli agricoltori di risparmiare costi nella produzione, perché è importante, noi facciamo impresa. Gli agricoltori, io sono agricoltore, prima essere un presidente di un consorzio di bonifica, gli agricoltori fanno impresa, quindi è importante dare il giusto consiglio irriguo per da una parte risparmiare l'acqua e dall'altra parte risparmiare costi che poi diventa reddito.